Da Portogruaro al Kosovo, Pristina, per portare avanti la missione Kosovo Force come forza militare internazionale guidata dalla NATO per ristabilire l'ordine e la pace in un territorio duramente colpito dalla guerra. I militari del 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Superga dell'esercito di stanza nel Veneziano subentrano agli uomini e alle donne del 17° Reggimento Artiglieria Contraeris Sforzesca di Sabaudia. Tornano nei Balcani dopo 7 anni per contribuire con le istituzioni alla sicurezza della regione Ovest in una fase delicata come quella in corso, caratterizzata anche dall'emergenza Covid. Continueremo lungo il solco tracciato dai nostri predecessori, garantendo alle istituzioni del Kosovo un supporto nel mantenimento della sicurezza e della stabilità. L'epidemia del Covid-19 non comprometterà in alcun modo le operazioni di Arsi West, per cui proseguiremo lungo lo sforzo finora profuso dagli artiglieri del 17°. I militari italiani, oltre a fornire le comunità locali di personal computer, arredi scolastici e materiale didattico, hanno anche distribuito alle autorità sanitarie e alla polizia apparecchiature mediche e dispositivi di protezione individuale. L'unità Kosovo Force della NATO vede impegnati circa 3.500 unità provenienti da 20 paesi dell'Alleanza Atlantica e 8 nazioni partner, con l'Italia secondo contributore con oltre 600 militari. Tra i compiti dei nostri uomini quello di garantire la sicurezza, la stabilità e la libertà di movimento, secondo il mandato della risoluzione 1244 delle Nazioni Unite del 1999, favorendo così il processo di dialogo tra Serbia e Kosovo promosso dall'Unione Europea. Un cambio di comando importante in una regione che è stata guidata da più di 20 anni da ufficiali italiani. Oggi la popolazione, le municipalità, il governo è grato di questa presenza che definirei continua, costante, che ha affiancato le istituzioni in un processo di stabilizzazione ma anche di grande progresso economico.